Conclusa la rassegna stampa, prima di riaprire le linee come al solito sulla notizia, la trasmissione di commento dei fatti del giorno e dei vostri interventi, apriamo una piccola parentesi su ciò a cui accennavo prima in conclusione di rassegna stampa, cioè una professione della quale ci dirà, in estrema sintesi adesso il nostro ospite, una professione che va ancora regolamentata, mi pare di capire, ma per la quale ci si può attrezzare. Io do il benvenuto, il buongiorno a Marco Antonio Comito, che è con noi e ci parlerà di questa figura che è una figura abbastanza nuova per il nostro panorama, quella dell'art dealer. Cosa significa art dealer? E buongiorno innanzitutto, Comito. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a lei, direttore. Allora, di che si tratta? Anche perché da fine settembre al 27 settembre di quest'anno al 28 gennaio del 2020 lei sarà uno degli animatori, dei protagonisti di un corso per diventare appunto art dealer, per lavorare nell'arte, un master per fare l'art dealer, 170 ore e certificazione internazionale. Di che si tratta in estrema sintesi? Ecco, la professione dell'art dealer è una professione che purtroppo qua in Italia non è riconosciuta. In America, negli Stati Uniti è una professione come può essere appunto il promotore finanziario, quindi riconosciuta come fosse un albo, come c'è l'albo degli avvocati e dei medici. In Italia e in Europa ancora non esiste. Anche se oggi il mercato dell'arte lo richiede perché è in estrema crescita e richiede... Insomma, l'art dealer è un esperto nella vendita di opere d'arte. Esatto, nella vendita e non solo, perché l'art dealer è un esperto a tutto tondo, nel senso che deve conoscere bene il mercato a livello mondiale, internazionale, deve saper consigliare il collezionista e l'investitore, perché ormai oggi sta diventando un vero e proprio investimento l'arte, e quindi ovviamente deve conoscere tutte le parti giuridiche e le parti economiche e finanziarie per consigliare il cliente e per tutelare sia il cliente che l'artista, che il gallerista, eccetera eccetera. È una figura che praticamente sta in mezzo alle parti. Sì, quindi sono necessarie competenze diverse, no? Che vanno appunto dall'arte pura, esatto, il critico d'arte, al fisco, al mondo del diritto e delle leggi. Esatto. Diciamo che questo è un corso che appunto ho preso spunto dagli Stati Uniti, da New York, nelle mie varie mostre internazionali che faccio. Ovviamente poi uno si affaccia un panorama e cerca di cogliere le cose più belle e più interessanti che uno può importare o esportare nel proprio paese, insomma, o in giro nel mondo. Questa è una cosa che sicuramente dà un valore aggiunto e una professionalità a una figura molto ma molto importante, che non è più il vecchio mercato d'arte che prendi, ti piace, lo compri, lo vendi, ma c'è veramente un dietro le quinte da sapere cos'è un'expertise, cos'è un'autentica, cosa ci vuole per esportare un'opera. C'è veramente tanti aspetti che la gente comune o chi si affaccia in questo mondo per investimento perché è un collezionista deve sapere, e chi è la persona che deve sapere questa cosa? Sicuramente l'art dealer. Il mercato dell'arte contemporanea, Comito, lei e i suoi esperti che terrete il master, il corso, il mercato dell'arte vive in una fase straordinariamente positiva, molto dinamica, voi sottolineate, no? Tra l'altro i numeri sono sensibilmente interessanti, perché si stima che nei prossimi 10 anni si aumenterà il mercato del 43% e il valore delle opere negli ultimi 30 anni è aumentato di un bel 129%, con una crescita costante sostanzialmente del valore. Quindi è un buon investimento, ma è anche un'opportunità di lavoro. Sicuramente sì, oggi è un panorama in estrema crescita. L'arte, per fortuna, oltre a essere un investimento, ti crea anche delle emozioni. Quindi diciamo che oggi è una professione che veramente da tenere nel mirino, perché può dare veramente tanta soddisfazione.
Ecco, a chi vi rivolgete per questo primo corso? Quali sono i vostri interlocutori ideali o chi potrebbe insomma seguire questo corso? Ma innanzitutto promotori finanziari, laureandi in economia, assicuratori, tutti quelli che professionisti che diciamo lavorano nell'ambito di investimento. Le banche possono essere sicuramente delle figure che secondo me, anche se adesso molte banche si stanno attrezzando, però delle figure che in uno sportello di una banca secondo me non può non esserci un ardire, perché oggi può essere veramente una forma di investimento, e ricordiamoci che l'arte, un'opera d'arte, è considerata un vero e proprio bene di rifugio. Ecco, come è organizzato il corso? Che, ripeto, inizia a fine settembre, poi magari ne riparleremo in altra occasione. Inizia a fine settembre e dura per varie sessioni fino a fine gennaio, se non sbaglio, no? Sì, esattamente. Diciamo che il corso è strutturato veramente a 360 gradi per dargli veramente un valore aggiunto alle persone che si iscrivono. Quindi sarà un 90, sono varie fasi dove si farà coach PNL per la programmazione neurolinguistica, per dare appunto, perché anche il saper parlare, il saper comunicare è un'arte. Quindi abbiamo ho voluto insieme a Marco Bigornia, che è il trainer del coach PNL, inserire anche questo argomento. Poi ci sarà appunto per l'aspetto l'avvocato che Gianluca Iannone, che saprà darci appunto queste chicche sulla questione di come fare un contratto, di come accertarsi che l'opera sia un'opera autentica, eccetera, eccetera. Dopo c'è un critico d'arte dove ci parlerà appunto di come poter far crescere un artista, una cosa importantissima, e di conseguenza le sue opere d'arte. Ci sarà appunto un commercialista che ci parlerà dell'aspetto finanziario, dell'aspetto proprio di come poter scaricare tutte le varie leggi che ci sono per poter scaricare un'opera d'arte sia come creato e sia come azienda. Quindi diciamo che è un corso strutturato veramente nei minimi particolari, che oggi può dare veramente quella differenza, quel salto di qualità in più a chi si approccia in questo mondo. Naturalmente bisogna uscire dal vecchio schema secondo cui c'è il venditore in TV che ti propina robe improbabili, no? Qua si parla invece di un percorso professionale vero e proprio, anche perché negli ultimi 10 anni l'arte è andata meglio del mattone, secondo gli indicatori del settore, no? E della resa. L'investimento quindi deve essere fatto con tutte le competenze possibili a disposizione. Esattamente, questo è lo scopo del corso, creare veramente dei professionisti che ci accompagnano. E in prospettiva anche un albo, no? Esatto, c'è in prospettiva anche di creare un albo, perché secondo me all'americana, insomma all'americana. Modello americano, ecco, una cosa importante per evitare fregature e per evitare che ci sia un'alea così di improvvisazione da parte di chi si rivolge a questo mondo. Esattamente, avvicinare sempre di più delle persone al mondo dell'arte, prima anche come investimento, dopo cercando di fargli capire la bellezza e la gioia di avere un'opera d'arte in casa o in ufficio. Com'è che ci si informa su questo corso per chi ci sta ascoltando? Allora, abbiamo un sito che è www.Art Dealer Academy, dove c'è tutte le informazioni possibili e immaginabili. Art Dealer, che si scrive Dealer all'inglese, naturalmente, esatto. Art Dealer Academy. Esattamente, .com. Benissimo, allora io ringrazio per il momento Marco Antonio Comito, ci risentiremo magari perché la questione è interessante e coinvolge diversi altri aspetti. Intanto grazie Comito e buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori. Chiudiamo qua il file e adesso torniamo, in realtà torniamo fino a un certo punto, torniamo alla